Presentati oggi presso Casa Barbadoro nella Valle dei Templi di Agrigento la linea dei prodotti coltivati nell'area archeologica a marchio Diodoros: olio, vino, capperi, mandorle, miele, marmellate, grani antichi e succhi. Il progetto Diodoros in realtà nasce 15 anni fa e nasce dalla collaborazione del parco archeologico con i privati. Abbiamo iniziato su che cosa? Sul recupero di alcune aree demaniali assegnate al parco archeologico, e da lì è nato il progetto Diodoros, che altro non è che il racconto di una storia, che è quello che vorremmo venisse fuori, il racconto di una storia che è lunga 2600 anni in realtà e che riguarda questo territorio, che non è solo archeologico, ma devo dire che dall'istituzione della legge stessa è un territorio che è archeologico ma anche paesaggistico. Da lì abbiamo iniziato a lavorare, nel 2017 abbiamo avuto il premio per il paesaggio per le politiche che abbiamo messo in campo, quindi il recupero di un'area e alla fine che cosa? Un prodotto che esce fuori da questi terreni, un prodotto che è nato all'inizio con il vino e l'olio, con il miele, che ha visto anche per quanto riguarda il miele l'inserimento anche di particolari persone disagiate nel mondo sociale, e quindi hanno avuto la possibilità di avere una lavorazione in questo senso. E oggi abbiamo i nuovi prodotti che vanno dallo zafferano alle marmellate, ai succhi, ai succo di fichi d'India, di arance, sino ad arrivare poi alle creme di pistacchio, alle creme di mandorle della valle, lenticchie e anche aromi come il rosmarino e l'origano. Quindi è il racconto di una storia. Oggi presentiamo questo, abbiamo lavorato, abbiamo affidato uno studio di progettazione, tutta la parte grafica delle etichette, delle brochure, e siamo qua a Casa Barbadoro, che diventerà la casa dove si racconterà questa storia e si parlerà di paesaggio. Il lavoro di Coop Culture per il progetto Diodoros nasce già lo scorso anno con il progetto Diodoros Food Experience, ed è un progetto che vedeva dei video in lingua inglese e italiano per portare i prodotti Diodoros all'estero. Abbiamo continuato nel corso di quest'anno anche con degli incontri per gli istituti di cultura italiani all'estero, con le presentazioni dell'intero parco archeologico, quindi nella sua componente paesaggistica e archeologica, e quindi con la presentazione anche del progetto Diodoros, tant'è che hanno avuto grandissimo successo in Cina, in Giappone e anche in altri paesi all'estero. Quest'anno lavoreremo sulle esperienze, quindi delle esperienze da fare in valle arricchite dai prodotti Diodoros. Saranno visite guidate, perché sono la nostra caratteristica, e quindi faremo delle visite guidate che si completeranno con una piccola degustazione qui a Casa Barbadoro di prodotti Diodoros. Apriremo straordinariamente Villa Romana a Realmonte, anche lì con un progetto misto di didattica e degustazione di un calice di vino Diodoros, e poi continueremo con degli eventi stagionali, pensiamo 3 quest'anno, legati alla raccolta di alcuni dei prodotti Diodoros che verranno scelti insieme alla direzione, perché insomma lavoriamo sempre in grande accordo e armonia con la direzione del parco. Ormai è un progetto che è partito circa 10 anni fa, questo del Diodoros. Come sapete è un marchio dell'ente parco, e abbiamo sposato un'ipotesi che ci aveva sottoposto il vecchio direttore, l'ex direttore del parco Parello, di gestire un piccolo vigneto vicino al tempio alla rotonda di Giunone, e quindi per farne un progetto di valorizzazione, di comunicazione, ma anche produttivo, non soltanto un'immagine. E adesso è diventato un progetto produttivo che dà valore a un territorio e riempie di contenuti quelle che sono le aspettative che si ha di un parco archeologico, che non è soltanto bellezza archeologica, ma anche valore della qualità dei prodotti. Infatti assieme al vino ci sono l'olio, le mandorle, tutti i prodotti dell'eccellenza agrigentina che si ritrovano all'interno del parco archeologico. La nostra azienda Valparadiso si occupa dell'olio nell'ambito del progetto Diodoros. Ci occupiamo della coltivazione degli ulivi nella Valle dei Templi, la raccolta delle olive, la spremitura, e abbiamo anche in esclusiva la commercializzazione del prodotto Diodoros. È tutte attività che facciamo in partnership con l'ente parco,
Quest'anno in modo particolare è un anno un'ottima annata perché abbiamo avuto dei importanti riconoscimenti. Il primo è che Slow Food Italia ha riconosciuto presidio Slow Food l'olio della Valle dei Templi.